benvenuti. Allora, la compagnia teatrale, l'Allegra Compagnia di Cefalù, è lieta di essere anche stasera qui con voi e presentarvi la commedia brillante e dialettale in 2 atti, Un morto e vivo, commedia di Maurizio Nicastro. Questa commedia parla delle vicissitudini di una semplice famiglia che si trova ad affrontare problemi di natura economica, soprattutto il pagamento dell'affitto mensile che è in ritardo. Ma non vogliamo togliere a voi il piacere della scoperta. A voi l'Allegra Compagnia. Signora Neruzza, ma trovare una soluzione. Certi soldi ce la mandare. Ma quando? Ah, non è canno. Ma come ce l'aveva a dare, signora Emma? Ha ragione, avete 11 mesi su Parigi. Quasi un anno ce l'aveva a dare. Si vede che aveva memoria corta. 12 mesi passarono. Ma se mi passa ieri che facevo lo stesso discorso. Ah? A pensione, a stenta basta per mangiare. Niente fagione di casa, tu pulia, ogni fine mese. E io non so più che tu che c'ha a dire. Ha ragione, avete. Ho fatto sapere che mio marito è stato sfortunato. Già un aiuta è stato licenziato. Certo, non mi sempre. Ma non è che non dormi, scancia notti cui giorni. Dici che è un problema di disfunzione ghiandolare, si chiamano ghiandole surreali, ecco. Quindi dicessi una cosa. Chi è? Di notte che fa? Un dorme? Ricca e niente proprio. Allora che fa? Inquieta? Ma chi ci ha visto a dire? Ogni mensura mi inquieta. A io, a letto, ci piace la fantasia. La fantasia? Ogni mezz'ora? Certo, un tempo ripigliarsi. Ma non ti dice? O tempo riganciarsi. Riganciarsi? Certo. Non cristiano ieri, pulito. Un tempo che si cancia, si lava, si muta. Ma lei non è contenta? Io avessi essere contenta. Ma come? Ma che cosa capiste? Io, sì, a notte mi inquieta perché un falcio da canciarsi. Scusa, acco tanto e acco niente. Ma stai fatta sì. Ma sarà come dice lei, signora Emma? Però a me non lei prova così nuovi, no come a me. Perciò io provo cose nuove, signora Niluzza, è Iddu che prova cose nuove. Iddu, solo. E come fa a provare queste fantasie sessuali solo? Sessuali? Ma che capisci? Iddu a notte un falcio da canciare si pigiama. Una volta si mette Iddu a fiori. Poi si mette Chiddu chissà ciò a qua, poi si mette Chiddu a righe e poi si mette Chiddu in franella. E lo sape che fa? E poi mi sveglia e mi dice come sta? E io mi stessi contenta. Gesù Maria. Allora avete fatto? Ma quale fatto? Ma quale fatto? Io peggio di lei sono combinata. Io faccio la vedova bianca. Ma non stavo cercando. Ma non erano arrivati? Dio, quello non scusa. Ma come non erano arrivati? A trovare una soluzione, a trovare una soluzione per ritardare un pagamento. E chi ogni 27 chiama? Ma vai a fare? Ma poi mica c'è solo l'affitto della casa, c'è pure un mutiaro, un macellaio, fruttivendolo, ci faccio canto su sti piedi. Non bastasse manco una
l'addormentato di tuo marito. Ah, che da entrano frigorifero un cennette per mangiare. Stava a mangiare oggi, No, allora, non barbone, mamma, ci sono due lattoni. Li cuciamo e poi ci mettiamo un mazzo che hai detto un cucino. Bene. Guardavo dalla zucca. Guardavo dalla zucca di suo marito. Oh, ma fino a quando non è un giaccio Sono monciavaglio. stanca di mangiare la tuga. Alma da mezzogiorno e truzza la sera. Oh, e me facevano i gambe. Io non stia peloso, sai o no? Che ci posso fare? Non è nuova davanti. Sì, non è nuova davanti. La voglia di modo, ma quando mi va col culo. A mia vista mi pare una bella idea. Poi chi ci vuole? Muore, t'addormisci e io che faccio? Bene, mare non subire. Oh, stai dicendo per davvero? Bello, No, che caccio non è? Ci dicesse lei a me funziona che lei va piano. No, papi, Ma che fai? ora vantiamo non si scherza mai. Ma poi io dico una cosa. Ma vuole che in caso casa mogliere finisce in mezzo alla casa? No, Allora, ma vuole salvare la casa? niente che voglio sapere. Allora pulissi, che risolviamo tutti i problemi. Ancora con questa Stava a figurare, che hanno pure a buona muzza di mio marito. Oh, pace all'anima sua, oh signor Ioppolo, cristiano di cuori, così giusti. Ma allungò papavietto la permanenza di entrambe in casa per 6 mesi, 6 mesi! Vero, ma suo marito morì per davvero. Sì, ma pure con fossi per 6 mesi, ma fossi per 3 mesi, ma tu immagini? Avanti, Spicciamoli, allora, si accanciare, chi? tutto il resto ci penso io. Ma perché? A morire subito. Ma muori che chiudiamo, va, si sta accanciare. Signora Emma, si sta accanciare, ci penso tutti così, amore, no. Allora muore per davvero subito, ma che state dicendo? No. Che state dicendo? allora, ma che può funzionare per davvero? Giuristico, signor Ioppolo cristiano di cuore, per mio marito, 6 mesi, amore, va, si ti va a cacciare. Che io penso tutto questo, avanti. Allora, Amore. A me mi sta venendo il doppio. Se poi sto fatto che decido recite per davvero sto di pappeare. no, Papà, allora, no. a sera ti vieni. Aspetta, A sera ti vieni, scriviamo. Che mi viene? Un attacco d'arancina. Arancina? Sì, arancina. Poi ti viene. Un cipulizzo. Mi tallato t'arrestò acciuncato. Ma va! A diarrea. Poi ti viene un attacco D'arancina. no, un attacco di midurgia, una midurgia. Poi a prostata. Ora pronto! La prostata. Poi Poi tallato ci arrestò acciuncato. E poi ti viene Un vomito impaluniato. l'aerofagia puggificata. Molto sono Quando vieni sputato Buono. e non un cacciamato. Morire! Allora, a sera mi vedono tutte queste cose! Certo, tu non ti puoi ricordare che eri già morto. Io morto? Per a dire stamattina la rea vicino fino a cucina! Apriamoli agli schiavoli, che fai tu? Ma quanto difficile, ma Si levare il suo pigiama. Sì, ora ne puzza. Però mamma, non ci facessi capire niente a Giorno, sapete com'è? No, per carità, ci penso io a sti cosi. Va, amore. Vieni, va a E canciare. Vieni, va a canciare, per canciare, va bene! Cammina. Questo sarà Giannuzzo. Quanto guardato? Giannuzzo, tu sì? Ah, Giugno, mamma! Eh. Hai lasciato la chiave? Cosa tutti questi dopo comincia a capo sul tavolino e a pigliare la cibosi. E va poi, ti vuoi? Cos'è che mi tocca fare? Per a dire io a morire prima... Oh, Gianno, tu case! Ah, c'è la moto! Ma vale moto! No, anzi, sei, morto! Gianno,
molto affrontoso, capisci? Io mi affondo a farmi vestire perché mi vanno a mettere in oro e io mi affondo a farmi vestire e mi voglio vestire solo io, capisci? E mi stai vestendo solo io. Ma allora lei è un fantasma? Sogno fantasma! Lo fai una buona apparizione! A buona apparizione! Fantasma, un signor Nanè. Un fantasma? Un signor Nanè? Sì, Ma che sì. fai a Chiuliano? Verissi sogno fantasma affrontoso. Ma c'è chi biristi? Si stava vestendo. Chi tu è molto da rincia? C'è chi biristi tu? Sì. A Pagliese lo sai che cosa? Pure qui a Pagliese. Tutta la cala di riviste. Quanto vuoi di laritto? Quanto vuoi di laritto con te la bevi? Ma è gozziosa, è andata a vino. Sì, ma lo sai quanto vino ci mettisti? Un turista non ti vivi da meraviglia. Chi te come gioca, vuoi capire? La chiama testa e sciamano. Povero marito mio! Siete da cristiana come chianci e tu biristi fantuna, signor Nenè. Dove? C'è di capo. Dove? Ma spiruggiti e cercare di appigliare i cannelli, portacannelli. Ma io qua non ci vedo più. Chiamami tutti che cose che mi servono. Io qua non ci vedo più. Ti risto ok, però basta che prima macchiane i cose e poi ci vedi. Vabbè, ti stai. Signora Emma, chi sto ci voleva? Ciao a dire a suo marito, ma va a stare che attento. Ma se no si fa scoprire. Viene a dire io a me casa, un sogno pagione viene a dire di casa del nescere quando arrivo io, cariccia. Oh! Senti, se non fai come ti dice la signora di Luzza, io di sta casa ti caccio a pirati in casa. Hai visto? Zitto! E fai lo fatto! Anna! Caglio! Anna! Stai venendo, minuto come funziona l'ovino. Come funziona? Anna! In caso c'è ancora fantasma? No, poi già si Sicuro? cosa si così. Fammi vedere. Ciao. Signora. Oh, Giorgio. Piccioli. Avanti, va, Giannuzzo. Avanti, va a pigliare il vecchio di quello della terrazza. Avanti, va. Avanti, dai, sbrigati che abbiamo a sistemare un morto. Va, spicciti. Sicuro che il fantasma c'è più. C'è un fantasma, ma vai. Vai che tu così. Meno male che sa calò. Meno male che c'è lei, perché sennò io non sapessi che giocare a fare prima. Ma c'è, come a fare? Ora se si sta spicciando, se chiamare a suo marito, ma sta venendo un ciuraro. Un ciuraro! Prima che io. Avanti, va. E ora come facevo? Non c'aveva manco un morto rincia! Mi sta pigliando, mi sta pigliando suo marito. Caso, non inventate voci, caso! Almeno sto viaggio facetemelo fare che mi piace. Questo primo viaggio. A un ne mi ammette voi. Chissà, non c'è una stanza. Non c'è una stanza. Ciao! Ciao! Sotto tavolo, sotto Sotto tavolo! Sotto tavolo. Sotto tavolo. Ah, sotto tavolo, sotto tavolo! Una bocciona, Ma sono una bocciona! Oh! Ma sapete
Grazie, fidanzato. Però vicino a morti non abbiamo avuto tempo di grazie, signore, non ci doveva distanziare. Ah, i suoceri, me l'avevo scordato. Prego, eravamo pronti? Prego. Arrivederci. Stampati fuori, Arrivederci, grazie. Ora rilassarsi su, con lo stesso dolore. Questo quando è così, vedi che quello che ha, adesso figlio. No, è che non avevo movente, aveva un colorito di morto. Sei un dito, come vestirei? L'accompagno. Va bene, l'accompagno, arrivederci. Chi sono tu, padrone di casa? No, vai da qui. No, che lo fa? No, hai a 10.000 lo faccio qua. No, che lo fa? Non ci voglio io lo fa. Senti, Nanè, Ma che sei un cazzo? Ma che non fa? Facetemi il bagno, facetemi il bagno. Non ci ho fatto. Chi c'è, Giannuzzo? Chi c'è? Chi è? Anche non fa la pipì. A dove sei lasciata? Va! Grazie. Dove si Ma dico giusto ora non poteva mandare lei no fruttovetto, no, come curare a un che giusto ora ci viene a fare vedere. Anche io bagno, accompagnato. Come ci vuoi? ora appena se ne va Giannuzzo. Oh, non ce la faccio più. No, non fa niente. Io tutto stai bene. Mamma! All'infiraio tutto! All'infiraio tutto! Oh, signore! Ma rimori, mamma!
questa mattina mi dici picchia lunga, Avanti, cazzo. ma pigliati così chi dirissi? Vai una cosa, che ti dico? Vai una putia ragazza, daranno un po' Già. Spicci di caiavi tutti incinati in russi, già, va bene? Non mi faccio da filato in donna. Un petto di palome. Io pure li voglio fare, a cosa mi faccio pure io pure. E tu sei io, no? Non c'è bisogno, no. Ma se vuoi, se ci metto tutto di matto. Ho molti soldi. Sì. Non fare caro l'omino come un No. Dimmi una cosa, ma poi Cazzo, c'è troppo la rinuncia, ma cazzo. c'è troppo di bottosa, ma no. Tutti montosa se c'ha Dove di montosa? E morti tutti se c'ha Sì, ma si ne là che sono lontamente nati. Allora ce l'hanno tutto fare tutti quanti. Allora magari in do. Guardavoli, ora ci pensano domani. No, ci ha pensato io. Io ci ha pensato. No, si ne io. Aspetta. Allora, piano. Signora, lascio piano e suona. Piano. La leghi. Ecco, la signora. E chi c'è un capello rosso? Facciamo così. Oh no! E ora si contento? Ma va di ne mancati un po' troppo. Non morire! A Bonalma le donne siciliano, la mandandina così, donna Teresa, leva però posso dire effettivamente tutti cose. In tanti tempo non si usava più fare puttusa, ora si usa. Amore, va, ti disse va piglio però. Ma c'è cosa? Mi manca ora. Ma tu faccio letto non si ci attacca a testa e te. E ora ci l'attaccamo noi. No, io oggi la parlo di Natania, io oggi la parlo. Ci attacca la testa, mi faccio letto. Onna, che ci attacco. Io, ci voglio. Ma mi da scusare. Giannuzzo. Piano. Ma lascio e suona. Piano. Ci dirò. Aspetta. E poi lei faccio la più lenticina. Più lenticina, no? Fai un panettone. Aspetta. E voilà, liberi. Piano. Piano, lascia il suono. Piano, liberi. Ma si contento ora? No, io faccio io, tutti questi a fare Spicci, panettone. ma mi dimmi quello da incinati in russi. Un panettone, faccio vedere. Vabbè. Sono Erminio Cavafossi, titolare dell'agenzia Febbre, Erminio Cavafossi e Figli. E questa è la segretaria, nonché mia figlia Felicetta. Messa in piedi. Grazie. Scusasse, ma oggi che volesse? Ero a proposito. Purtroppo, signora, le brutte notizie volano in fretta. Noi ci siamo prontamente precipitati. Si potevano rompiamo. Allora, E allora? scriverei. Scrivi. Tu scrivi. Ieri, Tu scrivi. Serenamente. Io aggiungi scrivi. pure serenamente. Si è spento il signor... Non è il signor Nanè Cianciallè, mi danno il triste annuncio, i parenti tutti.
Se permettete 2 secondi. Che? Secondo me ha bisogno della cassagrafica. No! Un fatto sappi chi è? Che mio marito pure io con desiderio di andare in bagno. Scrivi Felicetta. Altezza. Altezza. 1,20 m. 1,20 m. Lei con Mappis, signora. Pro nobis. Larghezza. Larghezza. 1,20 m. 1,20 m. Lei con Mappis, signora. Pro nobis. Profondità. 1,20 m, Felicetta. Addirittura un casciucavallo! Ci vorrebbe un cubo! Un cubo! E purtroppo la dobbiamo fare apposta. E quindi passerà almeno una settimana. No! Ma non mica potevo tenere a mio marito calma si fa! A me mi fa missioni! A me mi fa missioni! Sì! Una sistemata. Piano! Il Roma! Ci pare gonfio? Sì, Ci volesse anche il ghiaccio, vero? Ora ci dica Giannuzzo, fa molta una bella cala ghiacciata, ci mettiamo insieme. Adesso noi andiamo. Torneremo più tardi con un preventivo fatto. Va bene, Grazie. Arrivederci. La pinna si fregate, Sentite deve dire condoglianze. Grazie. Ma che fa? Metti sta pignata a capo? No, come no? Ma che mangiamo? Pensavo di fare l'insalata. Almeno canciamo il sapore. Ma che mai, signora Maria Pina? Nasti casi si fa bruola infatti, meglio perché tutti i liquidi che ne escono devono rientrare con il brodo di lattuga. Una volta proprio la Mamma. Amonessa, metti la pignata a capo. Questa pignata in capo. Non è. Ai, Non ce la faccio, mi sta scoppiando. Mi sta Arancia. scoppiando la vescica, non ce la faccio. Ma che ne sta andando sto vestito? Ah, perché è un casino? Ma spacco pure un vestito, c'è si fai quello. Non so. C'è si fai quello. Un campanello! Visto ma tu! No, vedi qua. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Un fagioli di casa!